Buongiorno da Loreo, oggi si presenta nel municipio il progetto di una malteria per produrre malto da birra italiana e incentivarne la produzione per sviluppare ulteriormente il mercato della birra 100% made in Italy. E questo è l'obiettivo di K Adriatica SpA, che presenta il progetto per la costruzione di questa malteria proprio a Loreo, nella zona industriale. L'azienda, che si chiamerà Italmat, sarà operativa a giugno 2023. Ascoltiamo i protagonisti di questo progetto importantissimo per il nostro territorio. Loreo, giornata importante, siamo qua con il sindaco, nonché presidente anche del parco. Ci vuoi spiegare perché c'è questo movimento in questa cittadina sempre più in fermento? Ma è una giornata importantissima senz'altro, perché oggi andranno a presentare un grande progetto che è quello della malteria d'Orzo, e quindi vuol dire per noi territorio del Polesine, per il Parco del Po, per il comune di Loreo, vuol dire un indotto filiera corta che riguarda soprattutto quello che è il mondo agricolo, attraverso una lavorazione che è quella dell'orzo per diventare malto, per poi diventare birra. Cosa vuol dire questo? Vuol dire indotto turistico, vuol dire un indotto anche e soprattutto di lavoro, ma dico turistico perché l'orzo qui da noi oggi può diventare un brand, può diventare un marchio, e attraverso l'identità del Parco Delta del Po può diventare assolutamente un prodotto che possa fare sinergia, filiera e indotto anche economico su tutti i fronti. Ecco, dopo 35 anni finalmente l'AIA si sviluppa. Quest'area che è stata tanto bistrattata, tanto criticata, ma però un investimento da 25 milioni di euro, sbaglio? Assolutamente sì, è un investimento molto importante che sotto il profilo economico, come dicevo poc'anzi, andrà senz'altro a incidere positivamente su tutte quelle che sono le filiere produttive del territorio, perché possono dare sviluppo. L'AIA è nel terreno dell'AIA e la proprietà è Adriatica, K Adriatica, che comunque solida già da prima e consolidata nel tempo, oggi amplierà i suoi spazi attraverso filoni diversi di quello che ha sempre fatto. Il Polesine sta crescendo sempre di più, nei risultati, nelle statistiche la provincia di Rovigo sta crescendo in maniera importante anche rispetto alle altre province. Che dire, di chi è merito? Diciamo che è il merito di tante persone, tanti lavoratori del settore del primario in particolar modo, che dedicano il loro tempo, la loro passione, il loro sforzo anche quotidiano per trovare delle soluzioni nuove e per investire sempre in modo diverso sul nostro territorio, valorizzando le nostre eccellenze. L'investimento che viene fatto oggi è un investimento fondamentale per quello che è la filiera legata alla produzione della birra, e che penso che rappresenterà un punto di riferimento non solo a livello territoriale locale, ma anche a livello nazionale. Ragione per cui questo sicuramente riteniamo sia il modo più corretto di sviluppare le potenzialità del nostro territorio, le nostre produzioni e la capacità di offrire al consumatore un prodotto certificato di filiera italiano di grande qualità. L'amministratore delegato di K Adriatic, da 30 anni nel nostro Polesine con questo nuovo progetto. È un progetto che coinvolgerà chi in particolar modo, che filiera potrà mettere in movimento? È un progetto che parte dall'agricoltura, che coinvolgerà almeno 800 agricoltori, a cui chiederemo di fare una filiera vera di orzo 100% italiano, per poi portarlo in questo nuovo impianto che nascerà qui appunto a Loreo, e dove circa 50.000 tonnellate di orzo all'anno verranno trasformate in 40.000 tonnellate di malto, per poi continuare il suo percorso di filiera, quindi andare a fornire i birrifici italiani, che potranno quindi avere una birra italiana che arriva da orzo italiano maltato in Italia, quindi un completamento della filiera. Ecco, maestranze, quante persone saranno coinvolte tra indotto Allora, tra diretti e indiretti siamo oltre le 100 persone, circa 100 persone, ma poi, come le accennavo prima, la cosa più importante è il coinvolgimento di almeno 800 aziende agricole. Questo noi riteniamo sia la vera forza sul territorio di un progetto di questo tipo. Da 30 anni qua in Polesine, perché? Nel senso, quale valore aggiunto può dare questo territorio? Ma noi eravamo arrivati qui sperando anche di poter navigare con le chiatte nel Canal Bianco, e per un punto logistico importante. Purtroppo quel progetto è venuto meno per tanti motivi nella storia. Qui siamo al centro del nord-est e siamo in un punto logisticamente importante di confine tra Emilia Romagna e Veneto, vicini al Friuli, quindi riusciamo a coprire un territorio molto ampio e logisticamente siamo sicuramente messi molto bene.